Allora, stacchiamoci un po' dal discorso delle tasse, se no non ne usciamo vivi, Sì. perché diventa un eterno dilemma. Torniamo un po' a riagganciarci alla questione, attenzione che c'è un altro messaggio, non è questione se piace o no, è questione che non si riesce a starci dietro. Non stiamo parlando di chi elude le tasse perché sa di farla franca, ma di chi deve campare per non frugare nei cassonetti o per non lasciare a casa dipendenti. Non posso lavorare 10 mesi per lo Stato e 2 per il resto. E qui purtroppo ci sono tante questioni, effettivamente comunque siamo in un sistema abbastanza difficile, lo commentavamo anche insieme. Per tornare al discorso della non autosufficienza del sistema sanitario, quindi con Paolino Barbiero, abbiamo tante slide che non riusciamo a fare questa volta, le faremo magari in un'altra seduta ad hoc. Il sistema dei servizi alle persone anziane, com'è articolato in 2 parole? Beh, è articolato su più livelli. Vediamo la seconda slide. È questo qua. Quindi è molto complicato ed è una delle cose per le quali chiediamo che ci sia un po' di semplificazione. Questo è proprio per semplificare il complicato. Però questo praticamente uno, se vuole avere informazioni, si rivolge al servizio sociale dei comuni o agli sportelli dei distretti integrati delle ULS, da lì si fa la valutazione se appunto la persona ha incapacità ha dei e problemi, quindi è esatto. disabile. Se è disabile a un certo livello di percentuale ci sarà la scheda di valutazione e poi rispetto a questa scheda di valutazione può cascare nei servizi di assistenza domiciliare e può avere anche un'impegnativa di cura domiciliare, quindi dei soldi, ci sono 5 tipologie per gravità, oppure può andare dentro ai servizi residenziali, quindi il registro unico di residenzialità, le impegnative di residenzialità, può essere anche nei centri per anziani non autosufficienti di tipo diurno, quelli che vanno durante il giorno per liberare la famiglia che magari non ha le condizioni per starci dietro, mentre di sera c'è la rete familiare che può dare una mano. Poi vedete c'è anche il telesoccorso, gli interventi di sollievo e altre reti. Questa è una tabella semplice, ma per metterla insieme abbiamo dovuto frugare tra tutte le norme della Regione per dare un livello di semplificazione, per dire cosa? Che non sempre le persone sanno come devono muoversi e quindi rischiano di non avere anche l'esigibilità di un diritto, quindi quando parliamo di diritti inespressi sulle pensioni, ma ci sono diritti inespressi anche sul sistema del servizio alle persone. Quindi noi come sindacato dei pensionati stiamo proprio tentando, nelle assemblee che stiamo facendo anche adesso in provincia di Treviso, di spiegare a tutti che ci sono e chiaramente vedi 2 tipologie di facce tra i pensionati. Quelli che questo percorso l'hanno già intrapreso, che lo conoscono e che quindi magari anche per firmare a sostegno delle proposte che facciamo noi capiscono subito, quelli che cominciano a mandare ma cosa vuol dire quella cosa, io ho diritto a questo, non lo sapevo, come devo fare. Quindi voi date questo servizio, sì, diamo questo servizio e questo può dare la possibilità a persone di avere un sollievo economico, perché ci sono anche sollievi economici, possono anche capire che finora non sapevano come fare e magari avevano la soluzione a portata di mano andando nei distretti e mentre facciamo questa cosa qua abbiamo visto anche un altro problema, che per esempio nella riorganizzazione dell'ULSS si stanno concentrando molto sugli ospedali e sull'ospedalizzazione e invece stanno disimpegnandosi sui distretti, cioè laddove invece anche agendo in modo corretto con le case di riposo, penso alle case di riposo pubbliche, quindi in convenzione diretta, si può fare tutta una grande azione per la gestione delle malattie croniche, perché le malattie croniche non è che hanno necessità di andare in ospedale. Se peggiora la cronicità va in ospedale, ma per controllare, per evitare che la cosa si deteriori, basta avere un sistema distrettuale con competenze dislocate nel territorio che ti seguono. E qui invece uno non sa dove sbattere la testa, perché va in un distretto e gli fanno una cosa. Ecco, vediamo la slide, i servizi residenziali per non autosufficienti, quella successiva, in modo che fa capire i 3 step. Sì. Eccola qua, che sono quelli della scheda di valutazione. Poi questo è quello che diciamo prima, cioè far tutto questo giro, i tempi che intercorrono variano da distretto a distretto e intercorrendo tempi lunghi le persone delle volte riescono anche a morire, okay? E quindi non ce la fanno a percepire quello che avrebbero avuto diritto da quando è stato riscontrato il percorso di invalidità. Vediamo la slide successiva, parla dei distretti appunto che ci sono nell'ambito per esempio del Trevigiano. No, questa è significativa, questa dice
le impegnative, cioè le persone che in provincia di Treviso possono andare nelle case di riposo portandosi in dote l'impegnativa sono 4.157. Il fabbisogno, quindi quanto stabilito dalla Regione, sono 4.677, quindi già la Regione stima che ce ne vorrebbero di più. E allora la prima cosa che diciamo, siccome le hai stimate, comincia a darle. La seconda è i posti letti veri sono 5.094, ma con le presentazioni di richiesta di nuove case di riposo sono destinate tra allargamenti e nuove case di riposo ad arrivare a 5.008. Quindi vuol dire che a questo punto, se andiamo per differenza, adesso 18%, ma tra qualche anno saremo attorno al 30%, se le persone vogliono andare a casa di riposo devono pagarsi la retta piena e non ce la fanno. Con il rischio che i comuni magari oggi pensino di prendere qualche soldo in più perché fanno una casa di riposo e quindi prendono gli oneri di urbanizzazione e tutto. E poi invece devono tirare fuori molto di più per assistere gli anziani, perché se gli anziani non hanno risorse proprie deve intervenire il comune. Oltre al fatto che cala la qualità. Poi allora, sull'altra slide c'è anche il dato... L'ultima, perché siamo in fuori tempo massimo, vediamo l'ultima slide. Ecco, l'ultima mette in ordine quello che dicevo prima con il Veneto. Come vedete a Treviso sono programmati 543 posti letto in più, nel resto nel Veneto complessivamente ne sono programmati 6.300. Quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo nel Veneto, se facciamo la somma, 24.000 impegnative, ok? Quasi 30.000 è fabbisogno, quindi già qua ce ne sono 5-6.000 in meno che la Regione dovrebbe dare e questo gap si allargherà ancora di più. Non è possibile, anche perché le classi di età che cresceranno di più sono già i settantenni, gli ottantenni, i novantenni e per fortuna anche i centenari. Quindi c'è la necessità di intervenire sull'invecchiamento attivo e sulla residenzialità degli anziani. Ne parleremo ancora di questo perché la tematica non si chiude qui. Ricordiamo appunto l'iniziativa regionale di cui abbiamo parlato con Gino Ferraresso, grazie anche a Paolino Barbiero, grazie a entrambi, grazie a voi di averci seguito. Scriveteci, poi noi inoltriamo le vostre email, le vostre richieste e istanze agli SPCGL presenti su tutto il territorio. Grazie, buon proseguimento. Grazie.